Flavia Pinello, sono la stilista e qua siete nel mio mondo. Siamo in Via Terra Santa a Palermo e l'atelier si chiama Modarte. Noi abbiamo iniziato 15 anni fa circa come un atelier classico, quindi in realtà non avevamo capi ma soltanto facevamo su misura per le clienti. La differenza è che la cliente entrava già con un'idea più o meno del vestito, chiaramente poi noi l'andavamo a suggerire e piano piano andavamo a disegnare quello che era il suo sogno, la sua idea e poi si andava a creare con calma tutto quello che era il capo che aveva nella mente. E abbiamo iniziato a creare delle collezioni, dalla sposa alla cerimonia al prêt-à-porter. Le nostre clienti vengono, provano tranquillamente i capi e trovano il vestito che gli piace, noi lo andiamo a realizzare sulle loro misure, oppure invece può essere scelto il tessuto, la lunghezza di una gonna, può essere fatto tutto e il contrario di tutto. La cosa comunque mi emoziona sempre perché poi un vestito nasce unico, cioè è qualcosa che proprio andate a creare davanti allo specchio, diventa non soltanto la rappresentazione di un abito ma anche le vostre aspettative, c'è anche un po' il lavoro psicologico se vogliamo. Durante la pandemia tutto questo è venuto a mancare, tutto questo rapporto umano, e quindi ci siamo dovuti inventare ancora un'altra volta col 3D e fare vedere alle nostre clienti un capo già realizzato al computer, quindi la cliente vedeva il capo finito dettagliatamente, quindi progettato al PC, e poi piano piano lo andavamo a realizzare solo se questa costruzione andava bene. Questo da una parte diciamo ci ha aiutato a tenere vivi i rapporti con la clientela, ma dall'altro poi ci siamo resi conto era anche qualcosa di sostenibile, perché i capi andavano ad ammortizzare tutta quella parte di rifiuti, cioè nel momento in cui io vado a fare un campione e il capo non va bene, è chiaro che quel campione poi verrà eliminato, diventerà uno scarto a tutti gli effetti. Che dire, a questo punto io vi saluto e vi aspetto nel nostro mondo.